Due interventi a confronto, unico tema, la normalità. Intervenendo ieri sulla questione della cattedrale e del Colle, il presidente provinciale degli architetti Alfonso Cimino ha detto che Agrigento non può marciare per rivendicare la normalità. E del bisogno di normalità ha parlato anche Matteo Salvini alla stazione centrale di Agrigento, scendendo dal treno Lumaca proveniente da Palermo. Cimino lo aveva scritto ieri in mattinata, il leader della Lega Nord lo ha ribadito qualche ora più tardi, parlando anche di cattedrale. Insomma, ad Agrigento serve la normalità per essere paragonabile al resto del paese, dove è normale avere l'acqua tutti i giorni e dove per spostarsi non occorrono delle ore. Serve cioè il riconoscimento di diritti elementari che invece vengono regolarmente ignorati. Così chiamare a raccolta gli agrigentini da parte di altri agrigentini attraverso i social per marciare è stato un modo per dimostrare che Agrigento non intende più subire a cuor leggero e non intende più essere maltrattata. L'augurio è che continui la voglia di farsi rispettare, cominciando proprio da venerdì 3 novembre, nel giorno in cui calerà il silenzio sulla campagna elettorale, ma si alzerà forte la voce indignata nei confronti di una politica inconcludente, in modo particolare negli ultimi 6 anni. Allora è un dato di fatto che per ottenere la normalità l'unica strada da percorrere rimane quella della protesta pacifica e civile, perché si arrivi a mettere in sicurezza il Colle e a riaprire la cattedrale, evitando di aggravare la già pesante crisi che interessa famiglie e attività commerciali. Significa cioè non chiudere assolutamente la via 25 aprile.